Buongiorno e benvenuti in questa edizione della domenica di Cosa c'è di nuovo? Le notizie di oggi, domenica 17 marzo. Ieri a Marghera si è svolta la sfilata dei carri allegorici, bisogna aggiungere finalmente in quanto è stata rimandata per ben 2 volte a causa delle condizioni meteo delle scorse settimane. Sul tragitto della sfilata partita da via Fratelli Bandiera Bassa, passando per piazza Mercato e piazza Municipio attraversando la città, alle 15 ora di partenza si è raccolto un buon pubblico, meno che negli anni precedenti, probabilmente anche a causa dello slittamento delle date e per merito della bella giornata che ha convinto tanti a spostarsi sulle zone balneari per una breve gita fuori porta. La sfilata ha coinvolto 13 carri e 800 figuranti ed è stata organizzata dall'Associazione Eventi 2000, musica e coreografie del gruppo Blocco Intestinao. Nonostante si fosse fuori tempo, il Comune ha voluto lo stesso festeggiare e dare soddisfazione a tutti i volontari che tanto si sono dati da fare per organizzare la sfilata con entusiasmo, ha affermato l'assessore alla coesione sociale Venturini. L'amministrazione è stata presente all'evento con assessori e consiglieri. Oltre ai carri delle associazioni e dei gruppi veneziani, presente con una sua attrazione anche Jesolo. L'atmosfera che si è respirata è stata di festa e tanti sono stati i bambini che si sono divertiti ammirando i carri e lanciando coriandoli a manciate. L'organizzazione è stata efficiente e lo staff ogni qual tanto ha dovuto riportare le file del pubblico che entusiasta e curioso si sporgeva verso la strada per vedere i carri che stavano arrivando. Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. Al via i lavori, secondo lotto della ciclovia Vento nel territorio che va da Portoviro al Lido di Venezia, erano presenti anche i consiglieri regionali clodiensi, Dolfin, Lega, Montanariello, Partito Democratico e Baldin, Movimento 5 Stelle. L'Avento è uno dei 5 circuiti cicloturistici che percorreranno la nostra regione, ha ricordato il consigliere Dolfin, un'opera importante di cui beneficeranno tutti i territori che ne saranno toccati. Un circuito importante nell'ambito turistico che sempre più viene attratto dalla modalità slow del cicloturismo, soprattutto per quanto riguarda i turisti provenienti dal nord Europa. Uno snodo importante, ricordato anche dal sindaco Armelau e ripreso dal consigliere, consiste nel ponte che costituirà lo sbarramento per il Cuneo Salino, fermo per la mancanza di una parte delle risorse necessarie per la sua realizzazione. Dolfin ricorda l'intervento fatto il giorno prima a Padova da parte del ministro dei trasporti Salvini, il quale ha fatto il punto sulle opere in corso accennando anche alle ciclovie. Fondamentale l'operatività di Veneto Strade, ricorda Dolfini in questo intervento, che vedrà anche il collegamento con l'anello dell'Usenzo. La ciclovia avrà un impatto molto positivo sul nostro territorio che, come gli altri sul percorso, ha potuto dialogare con gli enti preposti per esprimere le proprie considerazioni al fine di rendere ancora più adeguata e funzionale la ciclovia. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, elogia l'iniziativa di Banca Ifis per l'acquisto del Palazzo Veneziano di San Pantalon, su cui è dipinto il celebre murale di Bansky, il bambino migrante. Questo intervento finanziario permetterà di avviare i lavori di restauro e messa in sicurezza dell'opera, garantendo così la sua conservazione e il mantenimento del suo messaggio universale di pace e speranza. Zaia esprime gratitudine per questa azione, sottolineando che il palazzo diventerà
sarà uno spazio espositivo dedicato all'arte urbana, dove artisti provenienti da tutto il mondo avranno l'opportunità di esprimersi. Questo progetto contribuirà a preservare e promuovere la cultura contemporanea della regione. Il luogo in questione è già diventato un'icona per gli appassionati e visitatori e Zaia sottolinea l'importanza di conservare un simbolo così potente di speranza e bellezza. Ringrazia inoltre il Ministero della Cultura, la Sovrintendenza e il Comune di Venezia per il loro sostegno in questo importante progetto. Infine, il presidente Zaia evidenzia che restaurare e conservare opere d'arte come quella di Bansky non solo arricchisce il patrimonio culturale della città, ma contribuisce anche a rendere il mondo un luogo più accogliente e bello. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia. Intanto siamo qui allo Studio Ballerini, abbiamo qua il mister Antonio Andreucci. Presidente non ancora. Abbiamo visto un po' di allenamento dei ragazzi, ci sembra che ci sia tutto quanto belli pronti per la prossima partita di domani. Allora abbiamo una domanda che ci arriva un po' dai tifosi, te la leggo proprio così. In questa settimana, a poche giornate dalla fine del campionato, che aria si respira nello spogliatoio e in società, visto che siamo vicini a qualcosa di storico? Allora, prima di tutto noi viviamo settimana per settimana, per cui il traguardo finale lo coglieremo se in queste partite giochiamo nella maniera giusta, con lo spirito giusto, con l'attenzione giusta, con la determinazione giusta. Per cui in queste situazioni qui si gioca una partita alla volta. Perché? Perché abbiamo visto anche quello che è successo domenica scorsa, che tutto è possibile. Nel calcio ci sono 1000 variabili e bisogna metterci sempre tanta attenzione e tanta determinazione. Questo è quello che noi dobbiamo respirare. Abbiamo vissuto una settimana buona di lavoro, perché sappiamo che il Bolzano è una squadra che in questo momento sta facendo dei risultati, non a caso ha battuto il Treviso, è andato a pareggiare su un campo difficile in questo momento che è Carlino, per cui è una squadra con dei giocatori esperti, alcuni sono stati anche con noi, per cui dobbiamo sempre stare attenti ad ogni situazione in questo momento qua. La cosa positiva è che abbiamo rimesso in gruppo dei ragazzi che questa settimana si sono allenati, per cui questo ha consentito alla squadra di allenarsi ancora meglio, per cui abbiamo sulla via del recupero alcuni giocatori e questo ci deve dare ancora maggior fiducia anche per la partita di domani, ma anche per il proseguo. Chiedevano proprio i tifosi un punto sugli infortunati, in particolare su Beltrame e Filippo Sereno. Per quanto riguarda Beltrame è completamente recuperato, per cui vediamo domani se può giocare uno spezzone di partita. Per quanto riguarda Pippo è sulla via del recupero, Filippo Sereno è sulla via del recupero, anche lui sta discretamente bene e vediamo domani se può fare qualcosa, perché si gioca anche sul sintetico e lui ha avuto un'infiammazione, non sarebbe molto indicato. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, domenica 17 marzo, è la farmacia alla Navicella in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti! Alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili
dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.